Fondo perduto del 30% per la manifattura del Veneto. È stato pubblicato il bando 311 Investimenti settore manifatturiero che riguarda un contributo a fondo perduto del 30% fino a un contributo massimo di 150.000 euro a favore delle imprese del settore manifatturiero e dell'artigianato di servizi. Lo stanziamento previsto è di 16 milioni di euro, ma l'assessore regionale ha già dichiarato che in caso di necessità questa cifra sarà estendibile a 24 milioni di euro. I beneficiari di questo bando sono le PMI, micro e piccole e medie imprese del settore manifatturiero e dell'artigianato di servizi, consorzi e cooperative di PMI. In allegato al bando c'è l'elenco dei codici Ateco ammissibili. Tutti devono avere un'unità operativa che realizza il progetto imprenditoriale in Veneto e non possono essere beneficiari di altre agevolazioni dell'azione 311 del POR FESR 2014-2020, non possono essere una startup innovativa. Tipologie di interventi ammissibili. Sono ammissibili progetti volti a introdurre innovazioni tecnologiche di prodotto e di processo, ad ammodernare i macchinari e gli impianti, ad accompagnare i processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale anche attraverso lo sviluppo di business digitali. Le tipologie di intervento considerano come progetti prioritari quelli sviluppati nell'ambito di specializzazione RIS3 Veneto, i nuovi prodotti o nuovi servizi di innovazione e innovazione di processo, progetti che abbiano un minore impatto ambientale, che abbiano una gestione più sostenibile dal punto di vista ambientale, che introducano eco-innovazione ed eco-design, che abbiano una gestione ecocompatibile del servizio del prodotto, che privilegino strutture edilizie esistenti ed aziende che abbiano il rating di legalità. Spese ammissibili. Sono ammissibili l'acquisto anche in leasing di beni tangibili e intangibili e consulenze. In particolare, al punto A abbiamo macchinari, impianti produttivi, hardware e attrezzature tecnologiche, mezzi d'opera e autoveicoli per uso speciale. E gli autoveicoli per uso speciale sono quelli espressamente riportati in bando e citiamo quelli più interessanti a mio avviso: autoveicoli gru, autoveicoli per soccorso stradale, autoveicoli con pedana e cestello elevabile. Sono ammissibili inoltre spese relative a programmi informatici e all'acquisto di brevetti e know-how, nel limite massimo del 50% delle spese di cui al punto A e dentro i 100.000 euro. Sono ammissibili spese relative a consulenze specialistiche di logistica, marketing, contrattualistica, pagamenti, gestione interna e esterna, gestione degli acquisti e dei rapporti con i fornitori da parte dell'impresa, percorsi di eco-innovazione, percorsi di eco-design, servizi di consulenza tecnologica, manageriale e strategica. Consulenze specialistiche. Le spese per le consulenze specialistiche sono ammesse nel limite massimo del 20% delle spese di cui al punto A, quindi i macchinari sostanzialmente, ed è ammissibile una sola consulenza per tipologia e la relativa spesa è ammessa entro il limite massimo di euro 5.000, con esclusione di eventuali tasse, imposte e spese anticipate. Cumulabilità. Le agevolazioni previste da questo bando sono cumulabili con super iperammortamento. In questo caso quindi si può arrivare a un incentivo totale di oltre il 70%. Scadenze. Per quanto riguarda le scadenze, lo sportello A, quello dedicato ai beni con caratteristiche Industria 4.0, lo sportello aprirà dalle ore 10 di martedì 9 luglio 2019 e chiuderà alle ore 17 di martedì 16 luglio 2019, mentre lo sportello B, dedicato ai beni non Industria 4.0, aprirà alle ore 10 di giovedì 18 luglio 2019 e chiuderà alle ore 17 di giovedì 25 luglio 2019. Ricordiamo che si tratta comunque di un bando a sportello e quindi è importante inviare le domande già subito in apertura di sportello. Noi siamo specializzati in bandi del POR Veneto e in agevolazioni legate a Industria 4.0, quindi riusciamo a sfruttare appieno la sinergia messa in campo in questo bando grazie alla cumulabilità tra i due incentivi. Ci occupiamo esclusivamente di agevolazioni ed incentivi, quindi siamo specialisti in questo e riusciamo a sfruttare appieno tutte quelle che sono anche le altre agevolazioni, per esempio relative alla formazione, che possono essere inserite in questi progetti.
e collaboriamo con un competence center del Ministero dello Sviluppo Economico, e questo ci consente, nei casi più complicati, di confrontarci con altri tecnici e di essere costantemente aggiornati sulle ultime tendenze interpretative in ambito Industria 4.0. Qui trovate anche i link per scaricare il testo del bando e avere una scheda di sintesi completa. Avete il link alla RIS3 Veneto per capire quelle che sono le strategie di specializzazione a cui riferirsi in questo bando, e infine i miei contatti. Sono Franco Rasotto, Dirette Agevolazioni.